Sì. Buonasera. Guarda, io ancora Sì, guarda. lo so Che non sei laureata in tragedia. elettronica. No, ma guarda, io tra mille colori, tra mille bottoni non ci capisco niente. È uno dei problemi del giorno d'oggi, cioè la difficoltà di relazionarsi con le macchine. Sì, vabbè, ma io sono 8 anni che mi relaziono con sta macchina, Non sta a dirlo in giro, dico, perché sennò... Vabbè, sottovoce allora, poi Marzullo. Allora, a parte le battute che comunque, ripeto, ha un sottofondo di serietà, perché se non si sblocca questo rapporto con le macchine, hanno ragione i luddisti, che sono quella corrente della tradizione, forse anche socialista, che primi dell'Ottocento sfasciavano, odiavano l'industrializzazione. Non erano però contadini, erano proprio operai, ma volevano continuare a lavorare con i telai in legno. Certo. E quindi chiamiamolo artigianato domestico, Sì. se vogliamo classificare questi fenomeni. E allora avevano inventato questa nuova forma di rivolta sociale. Ogni qualvolta nei villaggi comparivano chiamiamo dei colleghi di lavoro, cioè artigiani, che invece non usavano più telai in legno, ma si acquistavano, magari indebitandosi, telai in ferro, cioè gli sfasciavano il mezzo di lavoro. Quindi una lotta di classe tra i poveri, no? Perché certamente non c'erano i grandi opifici con migliaia di dipendenti, non c'era la grande industria, erano rivalità all'interno dello stesso centro. Sarebbe come dire che oggi due commercianti che hanno il banco, o meglio uno al banco e l'altro al negozio, si facessero concorrenza non solo per accaparrarsi un po' di clienti in più, ma addirittura uno bruciasse il negozio dell'altro. Sì. È assurdo, no? Certo. E chi guadagna? Forse il supermercato? Ecco, io lascio lì, siccome c'è una battaglia sulla questione dell'apertura dei negozi alla domenica, e io sono contrario, però io sarei anche dell'avviso che dovrebbero essere i consumatori a capire i pericoli e non andare a comprare la domenica.